Chi lavora per dividere non ha ben compreso che i veneti vogliono un centrodestra unito. Se qualcuno lavora per dividere lo fa esclusivamente per il proprio tornaconto personale e non può far parte né di alleanze con Fratelli d'Italia e nemmeno con il centrodestra. È altro rispetto al centrodestra. Non fa nome il numero uno di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, nel giorno in cui a Mogliano il sindaco Davide Bortolato entra tra le file dei meloniani, ma in politica con una presidenza di regione in ballo nessun riferimento è puramente casuale, soprattutto se i tempi cominciano a stringere. Se dovessimo, come appare più probabile, votare verso la fine di questo autunno, sarà facile che un nome possa emergere tra maggio e aprile. La primavera è solo alle porte, ma il clima è già torrido. Due gli schemi di gioco, il primo con un presidente leghista accerchiato da meloniani. Oppure un candidato governatore di Fratelli d'Italia con degli assessori della Lega. Tutto è sul tavolo e noi sul tavolo siamo forti. Ma i messaggi lanciati da Mogliano non finiscono qui. Dobbiamo avere fame. Noi non siamo famelici. Noi abbiamo fame di risolvere i problemi della nostra collettività. A noi non interessano le poltrone. Famelico era il termine che un articolo del Foglio attribuiva al sindaco leghista di Treviso Mario Conte, dato tra i papabili per il dopo Zaia nel descrivere gli alleati di Fratelli d'Italia, dichiarazioni smentite più volte dallo stesso primo cittadino, ma evidentemente un capitolo niente affatto chiuso nel centrodestra. Il gelo è totale. Utilizzo questo termine per caso, non è rivolto a nessuno. Nessuno specifico. No, non mi occupo mai degli altri, io penso sempre a gestire la mia comunità. Gli altri immagino che siano compiti di altri. Treviso che per i meloniani resta contendibile per il dopo Conte, ma prima del capoluogo ci sono altre città di peso. C'è appunto prima Castelfranco, poi ci sarà appunto Conegliano e Montebelluna, la mia città, e quindi insomma ci confronteremo, capiremo, valuteremo e faremo insomma tutte le analisi del caso per capire gli spazi, ma soprattutto partire intanto dalle idee, dai programmi e poi dalle persone. Non farete più le ancelle, diciamo così, della Lega? Non abbiamo mai fatto le ancelle della Lega, mai. Noi siamo un partito, abbiamo dignità, noi però siamo il collante del centrodestra. Noi siamo quelli che tengono unito il centrodestra.